Il maestro Giuseppe Tornatore esalta il ruolo della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel panorama del cinema mondiale. Quest'anno Tornatore è qui a Venezia con il ruolo particolare, prestigioso e delicato di giurato del concorso principale di Venezia 81. Cosa rappresenta per lei la Mostra di Venezia? Beh, la Mostra di Venezia rappresenta forse uno dei festival più importanti del mondo ed è il luogo dove si è svolta gran parte della grande storia del cinema italiano. La grande storia del cinema italiano è contrappuntata a doppio filo con la vita della Mostra del Cinema di Venezia, quindi non si può conoscere la storia del cinema italiano senza conoscere la Mostra di Venezia e viceversa. Com'è la situazione del cinema? Dal punto di vista creativo a me sembra che il cinema italiano stia attraversando una stagione estremamente ricca di energia. Dal punto di vista del sostegno Dal punto di vista dell'industria, ai giovani registi? del finanziamento e la solita lamentazione perché ci sono sempre grandi problemi e ci sono sempre stati e oggi con la crisi che c'è ovviamente ancora più evidente, però dal punto di vista creativo è una stagione molto interessante. Molti i momenti indimenticabili della sua carriera. Questa mattina Tornatore ha consegnato a Marco Bellocchio la 25esima edizione del premio Bresson, con cui lui stesso fu premiato nella prima edizione nel 2000, il riconoscimento della Santa Sede. È un film, Nuovo Cinema Paradiso, che mi sorprende sempre perché a distanza ormai di quasi 40 anni mi ritrovo sempre a rispondere a domande su quel film. Dopo tanti decenni la gente ancora mi chiede di quel film, mi esprime apprezzamenti, è sempre una sorpresa che si rinnova da parte mia. È stato commovente anche il suo ricordo che ha fatto qui alla mostra del grande maestro Ennio Morricone. Sì, quella è un'altra cosa, è un documentario che ho fatto con molto impegno perché si trattava di un grande compositore, uno dei più grandi compositori del Novecento, ma si trattava anche di un grande amico